Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Come sapete, la giornata di oggi è dedicata alla questione dei referendum, alla raccolta firme sui quesiti referendari promossa dalla Lega Nord. Vi ricordo subito il sito attraverso il quale è possibile avere uno sguardo d'insieme sulle questioni, sui quesiti referendari. Il sito molto semplice da ricordare, vieni a firmare tutta una parola sola.org, e lì troverete gli approfondimenti sui singoli quesiti referendari che faremo peraltro anche stamani in compagnia di numerosi ospiti che sono tutti appartenenti alla sezione raggiungibile anche telefonicamente allo 0266 234 234 che si occupa del referendum, coordinata da Maria Piera Pastore. E con noi stamani qui in studio ci sono Roberto Marraccini, Pierguido Vanalli, Fabrizio Spinnato e Susanna Ambar. Ciascuno di loro si sta occupando di alcuni aspetti specifici e tutti loro nell'insieme della raccolta firme per i 5 quesiti referendari. Apriremo le linee quasi da subito, visto che privilegiamo nel corso di questa trasmissione, ma anche nel corso della giornata, le domande oppure le osservazioni o i quesiti o qualcosa da chiedere, chiarimenti diciamo in generale sui singoli quesiti, sulla modalità con cui si raccolgono le firme, su come si fa a firmare, insomma tutte le possibili domande intorno ai quesiti referendari in sé e alla raccolta firme le potete fare chiamando tra poco allo 02 66 20 35 29 oppure mandando un SMS al numero 346 64 27 756. Adesso lo attiviamo subito anche il programma per ricevere gli SMS. Intanto diciamo alla regia di stare nei paraggi perché abbiamo un'ora e 20 e secondo la mia esperienza un'ora e 20 a prendere le telefonate passa molto velocemente. Io direi, non so chi vuole iniziare, però diamo un paio di notizie introduttive. Come sta andando la raccolta firme, che prosegue anche con i gazebo naturalmente, oltre che c'è l'altra possibilità, vedo dal sito vieneafirmare.org una mappa della distribuzione dei comuni nei quali si può firmare e dei gazebo naturalmente aggiornati, l'elenco completo, e si può firmare anche presso i comuni di residenza, no? Dove sono stati recapitati in tutti i comuni, mi sembra, poi qualcuno ci segnalerà, magari io sono andato, non l'ho trovato, eccetera, però anche questo è utile per arrivare a coprire eventuali falle o disfunzioni nella consegna dei moduli. Comunque nei comuni di residenza si può andare a firmare per i quesiti referendari. Qual è lo stato dell'arte adesso, Susanna Ambar? Telefonate tantissime telefonate. Allo 02 66 234 234 il numero. Esatto, tanti chiamano per sapere dove andare a firmare, da tutta Italia devo dire, per cui sono linee bollenti, vogliamo, e sono tutti molto interessati ai 5 quesiti. Tutti hanno il loro profilo, hanno la loro incidenza pratica, per cui la gente risponde bene, ecco. Quanti sono i numeri, Vanalli? Ma abbiamo sicuramente più di 4.000 chiamate in questi ultimi giorni, settimana scorsa e questa, per cui una buona risposta a questi quesiti, soprattutto tante chiamate anche dal sud, sì, dove chiedono se facciamo gazebo, dove chiedono dove andare a firmare, perché naturalmente al nord un po' di più pubblicità siamo riusciti a farla, al sud un pochino meno, perché non è che passiamo molto in televisione, però quando vedono Salvini che invita a telefonare, chiamano per sapere dove andare a votare. Ecco, Pierguido, in base anche alla tua esperienza amministrativa, ti volevo chiedere questo, come sindaco. Il ruolo e la figura del prefetto, no? Oggi c'è una serie di notizie, poi anche Roberto Marraccini, che si occupa in particolare di questo quesito referendario, potrà dirci qualcosa, però ci sono una serie di notizie stamani, peraltro abbastanza relegate dai giornali che non siano, la Padania ci fa la prima pagina, però gli altri giornali non ne parlano, a proposito dell'arrivo di presunti cosiddetti profughi, no? Sì. Ce ne sono altri 480-500 mi pare che arrivano in Lombardia, e la regione Lombardia e i comuni anche protestano perché dicono noi non ne sapevamo assolutamente nulla, è stata una decisione del prefetto. Uno dei quesiti referendari riguarda l'abolizione della figura del prefetto. Uno dei motivi buoni per farlo, perché il prefetto agisce in questi casi senza coordinarsi con gli enti locali, dove poi si troveranno
a decidere questi immigrati e dove ci saranno i problemi veri. Quindi un'imposizione dall'alto della dislocazione degli immigrati senza coordinarsi con gli enti locali, e questo a maggior ragione ci domandiamo perché dovrebbe esistere questa figura che fa gli affaracci suoi per conto degli altri senza sentire chi poi questi problemi deve affrontare. Quindi ecco, curiosità, votiamo per abolire. Sul quesito referendario per l'abolizione dei prefetti, c'è interesse in base alle telefonate che vi arrivano? E che tipo di interesse? Perché credo, magari mi sbaglio, però credo che presso l'opinione pubblica più generale la figura del prefetto sia anche poco conosciuta. È più conosciuta da chi poi in realtà ha compiti amministrativi. Per chi c'ha a che fare, non dico tutti i giorni, ma quasi, poi si scopre che esiste il prefetto e lo si scopre malamente. Tra l'altro, non so se qualcuno di voi, sicuramente credo qualcuno di voi l'abbia visto, è in discussione una misura governativa al Ministero dell'Interno di revisione del ruolo dei prefetti, no? A cura del sottosegretario all'interno Bocci del PD, che mi pare di capire, io non ho approfondito l'argomento, però mi pare di comprendere, e non ho visto il testo, che si preveda un ampliamento molto forte dei poteri prefettizi, no? Addirittura con poteri di intervento sulle scelte degli amministratori locali, di un sindaco per esempio che decide io faccio una certa cosa o stanzio una certa somma per una determinata esigenza, e il prefetto gli può dire no caro mio, in base agli obiettivi di spesa del governo centrale tu non lo puoi più fare. I fondi europei, e in questo caso riguarda le regioni la questione, lo stesso, il prefetto dovrà dire la sua in rappresentanza degli interessi del governo centrale. Il tutto è omogeneo secondo me alla revisione del titolo quinto, cioè della parte federale della Costituzione attuale che ha presentato Renzi come disegno di riforme costituzionali, perché in pratica le regioni vengono sostanzialmente abolite. Cancellare quel poco che c'è. C'è lo Stato centrale e c'è il prefetto come longa manus di uno Stato centrale sempre più forte. Nella gestione delle priorità, cioè se il sindaco o il presidente di regione o di quella che sarà comunque una provincia, perché rimane qualcosa di simile al di là dei proclami di abolizione, o città metropolitana, decide di fare qualcosa, il prefetto può dirgli di no e può usare anche il suo potere per decidere dove vanno i soldi. Ho capito male, Roberto? È proprio così. È proprio così. Questo, scusate la voce innanzitutto, ma oggi è così. In questo testo si prevede proprio espressamente che il prefetto, come rappresentante del governo sul territorio, quindi rappresentante dell'ufficio periferico dello Stato, possa intervenire nelle scelte, nelle questioni amministrative del sindaco, della giunta, del consiglio comunale. Con un'arbitrarietà molto ampia. Ampia, perché io da quello che ho capito sta al singolo prefetto decidere sulla base di obiettivi generali dello Stato, però decide lui cosa fare, dove intervenire e quale capitolo di bilancio andare a sindacare o scelta dell'amministrazione. Ma il sindaco e la giunta... Cioè, allora a questo punto io mi domando, io cittadino che cavolo eleggo a fare il sindaco, che era una delle poche cose che potevo eleggere con un riflesso. Allora potrei dire, possiamo eleggere direttamente il prefetto, allora almeno, come avviene in Svizzera. In Svizzera in alcuni cantoni esiste ancora questa figura dettata dalla occupazione napoleonica del paese elvetico, ma è un elemento che è direttamente eletto dai cittadini, dura in carica 5 anni ed ha più che altro il ruolo di coordinamento amministrativo tra le amministrazioni del comune. È un'altra cosa. La sostituzione dei cittadini con l'ordine statale è venuta adesso con le province. E meno male che c'è un sindaco come presidente del Consiglio. Meno male che è un sindaco che è diventato presidente del Consiglio. Ecco, appunto. La domanda è, ma quindi avrà saputo fare il sindaco oppure avrà fatto il dittatore anche da sindaco? Anche il presidente della provincia ha fatto. E il presidente della provincia, cioè le autonomie le ha conosciute praticamente tutte, le ha praticate, le ha frequentate. È così tanto rispetto che poi dici. Forse le ha camminate. Era l'allenatore della Fiorentina quando è andata in B, allora. A questo punto. Va bene, allora del prefetto abbiamo detto, poi c'è un'altra notizia, adesso prendo solo spunto dalla cronaca stretta di stamattina, perché in Lombardia il Consiglio regionale ha approvato, in sostanza, il Consiglio regionale lombardo ha approvato il superamento della legge Merlin, che è uno degli altri quesiti referendari. Su questo ha preso subito posizione a livello lombardo, in particolare la Caritas, la Chiesa Cattolica. È sbagliato abrogare
la Merlin, non serve a liberare né le strade né le donne, leggo oggi da Avvenire. Legalizzare la prostituzione non danneggia la criminalità, la sfida è quella di educare i clienti, che è un compito parecchio impegnativo perché da millenni diciamo che le cose sembrano andare in un altro modo. Comunque, abrogare la Merlin e riaprire le case chiuse non libererà le strade dalla prostituzione, non libererà le donne dallo sfruttamento, non aiuterà a combattere la criminalità, non sarà decisiva per garantire sicurezza sanitaria. Questo lo dice la storia dell'esperienza italiana. A parlare in questo caso è Suor Claudia Biondi, oggi su Avvenire. Fiorentina, delle ausiliatrici delle anime del purgatorio, a Milano dell'89 alla Caritas Ambrosiana. Questo è un altro tema. Intanto, giusto l'altra sera, tra Dalmine e Bergamo hanno arrestato una decina di protettori di prostitute albanesi e romeni che appunto facevano questo lavoro, questo secondo lavoro, forse unico lavoro in nero anche, quindi forse un minimo di redditizio per loro, umiliante per le ragazze che probabilmente non sapevano nemmeno cosa venivano a fare in Italia e si sono trovate sulla strada, quindi un minimo di regolamentazione. Esatto. Questo è un tema tuo, Fabrizio? Sì, è un tema mio, sì, l'ho seguito io, devo dire anche nel corso degli anni, perché già mi ricordo nel 2002 avevamo già, su indicazione dell'onorevole Bossi, raccolto le firme per una proposta di legge popolare, avevamo già affrontato abbastanza in modo approfondito la tematica. Io devo dire, rispetto sempre le opinioni della Chiesa Cattolica, ci mancherebbe, però in queste affermazioni che tu hai appena adesso ci hai riportato, io vedo anche un po' la tendenza, come dire, per usare un'immagine, di tentare di scoppare un po' la polvere sotto il tappeto nell'ordine di questo problema. Nel senso che, vabbè, lei dice che un'ipotetica riforma di questo settore non risolverebbe i problemi che lei ha segnalato, però quello che noi invece abbiamo attualmente sotto gli occhi è di una, cioè, sono problematiche di un impatto sociale elevatissimo. Cioè, noi abbiamo innanzitutto questo fenomeno veramente aberrante della prostituzione di strada, che è una cosa appunto veramente aberrante, e più volte anche il nostro segretario federale ha avuto modo di notare che trova veramente complicato dover spiegare al suo bambino, al suo figlio, perché davanti alla sua scuola si trovano in bella esposizione diciamo professioniste che fanno dei lavori diciamo, in questo lavoro praticamente un po' discutibile. Quindi sicuramente la situazione com'è allo stato attuale non è sostenibile. Non è sostenibile per la prostituzione di strada, non è sostenibile per il degrado del territorio. Si dice che non servirebbe, cioè, c'è anche un po' un discorso di tutti i fenomeni che sono legati alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione, perché ad esempio girano delle cifre sulla prostituzione in Italia che dicono che sarebbero fra 50 e 70 mila persone, però secondo me si tratta di cifre altissimamente sottostimate, perché come sappiamo bene il fenomeno della prostituzione è strettamente connesso all'immigrazione clandestina, e su questo fenomeno è difficilissimo avere dei numeri certi. Quindi sicuramente non regolamentare il fenomeno, come impedisce di fare la legge Merlin che è attualmente in vigore, impedisce anche tutte le forme di controllo a livello di sicurezza, a livello sanitario. Non sottopone... C'è l'aspetto fiscale anche. Esatto, che stavo per dirlo, l'aspetto fiscale, perché ci sono stati degli studi, mi sembra, fatti dal nostro senatore Bitonci, che ha valutato che per l'ultimo trimestre del 2013, quindi ancora l'anno scorso, si sarebbe potuto ricavare quasi 1 miliardo dalla tassazione del fenomeno della prostituzione in Italia, il che vuol dire quasi 4 miliardi all'anno di tassazione. E da questo l'IMU sulla prima casa. Esatto, esatto. E da questo punto di vista, infatti, la Lega Nord ha deciso di adottare due
due iniziative, una appunto in Regione Lombardia con la proposta referendaria a cui hai fatto riferimento tu, che è stata approvata l'altro ieri dal Consiglio regionale, e abroga solo una parte della legge Merlin, cioè la parte che impedisce la regolamentazione di quelle che venivano chiamate case chiuse, e invece poi c'è la proposta invece di cui stiamo parlando anche adesso, che è l'abrogazione totale della legge Merlin e che fa parte dei 5 referendum. Bene, e il numero di firme raccolte si può già quantificare? E se eventualmente ci sono differenze fra un quesito e l'altro, quindi quali sono i più sentiti, più firmati? Beh, noi siamo abbastanza sicuri di aver raccolto più di 100.000 firme e qui gazebo al nord di 15 giorni fa. Però abbiamo un buonissimo riscontro dai comuni del sud che in parecchi chiamano dicendo di aver già finito i moduli per la raccolta firme, soprattutto per la riforma Fornero e per la legge Merlin. Sono i 2 temi che vanno di più nel sud rispetto agli altri 3. E quindi stiamo rispedendo moduli, stiamo già ricevendo moduli già completati, firmati, autenticati e certificati, sempre dai comuni soprattutto del sud, perché i nostri al nord, siccome faremo altri gazebo, raccoglieremo man mano le firme. Quindi oltre le 100.000 sicure perché le abbiamo fatte noi e parecchie migliaia di altre perché comunque ci hanno già detto che stanno raccogliendo. Poi ci sono gli altri 2 quesiti, Susanna, di quali ti occupi in particolare tu, sui concorsi pubblici aperti agli immigrati e sulla legge Mancino, Esatto. che è una sorta, diciamo così, di legge sempre più aperta a tutti, alle repressioni delle più diverse opinioni. Era nata, diciamo, in un modo, ma sta diventando una specie di contenitore nel quale vanno a finire puniti penalmente tutti i cosiddetti reati di opinione, Esatto. a gamma sempre più larga, no? Esatto, infatti è una legge molto pericolosa, cioè non è una legge utile, ma è molto pericolosa, perché quello che la caratteristica della legge Mancino è che è molto vaga nel definire quello che è reato e quello che non è, a indicare quello che uno può dire o quello che uno non può dire. Tra l'altro faccio un esempio, perché vabbè, la legge Mancino è da un po' che la seguo, ho fatto anche un po' di ricerche sulla giurisprudenza. È chiaro che quando una legge è molto generica è facile che possa essere strumentalizzata e questo non è giusto, non va bene, una legge non deve essere strumentalizzata, però è molto vaga. Quindi ad esempio ho fatto questa ricerca e ho scoperto che sono 2 sentenze della Cassazione. In un caso dire marocchino è stato valutato dalla Corte come reato, nell'appellare una persona, dire italiano di M, non dico la parolaccia, invece non è reato. Sono 2 esempi, diciamo, che riporto per far capire quanto questa legge sia, diciamo, pericolosa, dannosa e assolutamente non utile, per cui possiamo benissimo abrogarla. E il nostro slogan è appunto quello di non si processano le idee, e questa legge è pericolosissima anche perché ci sono delle garanzie nella Costituzione. Ricordo l'articolo 21 che tutela la libertà di espressione con la parola, con lo scritto. Con una legge così diventa molto pericoloso, tu non sai mai che cosa puoi dire o che cosa non puoi dire. Se poi la legge Mancino la facciamo gestire i prefetti, siamo a posto. Abbiamo la quadratura del cerchio, anzi, abbiamo qualcosa di peggio. Abbiamo la pubblicità, però poi apriamo le linee tra poco. 02 66 20 35 29, sms 346 64 27 756. E adesso chi lo dico? Mi sento così sola. Telefona a noi, parlarne con
422. Risotto ai funghi, casoncelli alla bergamasca, arista polenta taragna. Organizziamo un pranzo a sostegno di Radio Padania? Gnam gnam! Domenica 13 aprile alle ore 13 ci troviamo per un pranzo con gli ascoltatori di Radio Padania all'agriturismo Tenuta ai Laghetti di Telgate, Bergamo, strada provinciale 94. Vuoi sostenere Radio Padania? Pranza con noi, ma sbrigati a prenotare, i posti sono limitati. Chiama 346 21 41 927. Eccoci qua di nuovo in diretta. Intanto ci sono due telefonate, poi tocchiamo un altro tema referendario del quale non abbiamo ancora parlato in dettaglio, quello relativo all'abrogazione della legge Fornero, che è un altro tema molto sentito, e ci sono anche alcuni messaggi che poi leggeremo. Intanto le chiamate telefoniche 02 66 20 35 29. Pronto? Ecco, pronto. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Io le ho telefonato qualche tempo fa e non sono stata capace di esprimermi come si vuole, si deve, perché ero stata appena tornata dall'ospedale. Ecco, però volevo chiederle un grossissimo favore. Naturalmente è una cosa seria e insomma non parlo io con lei e basta. Volevo un aiuto, nel senso che ho da tanto tempo con la banca che mi ha portato via fior di soldi, sono tanti. Questo è tutt'altro genere di questioni. Forse sì. Pensava di parlare in privato. In privato, sì. Comunque c'è un'altra telefonata, pronto? Sono Albino da Torino, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una considerazione sul discorso del reato di immigrazione clandestina, però non tocca quello direttamente, tocca Lampedusa. Il sindaco di Lampedusa è di sinistra, ma la motivazione è ovvia, perché la sinistra accetta i clandestini. Allora, un mio amico che fa il subacqueo è stato ultimamente a Lampedusa, mi diceva che ristoranti, pizzerie sono pieni zeppi tutte le sere, in quanto questi disgraziati, chiamiamoli così, che arrivano sulle coste nostre, godono di un 30 euro al giorno e quindi si arrivano a spendere in questi locali. Quando mai Lampedusa ha avuto i locali estate e inverno pieni zeppi di persone? Ma per loro l'immigrazione clandestina è un affare, un grosso affare. È ovvio che ha messo pure un sindaco sinistra, perché uno di destra si sarebbe opposto, quindi gli va bene così, per cui una ragione in tutte le cose esiste. Solo quello volevo dirvi. State bene, grazie, buongiorno. Altra chiamata, pronto? Pronto, mi chiamo Alessandro, chiamo da Udine. Io, pur non essendo leghista, ho sottoscritto tutti i referendum. Quanto al voto voterò 5 sì e 1 no, quindi su 5 punti sono d'accordo con voi. Volevo sapere, perché mi pare che lì avete un'esperta del diritto, com'è possibile eliminare le case chiuse mantenendo il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, perché evidentemente i gestori diventano degli sfruttatori dopo. In questo sono perplesso e vorrei sentire il parere della signora, dell'avvocatessa esperta lì. Grazie. Bene, aggiungo, c'è una signora, Norma se non ho capito male, Matteo quando si votava per altri referendum dice di andare al mare, farò come dicevi tu. La signora può andare al mare, è libera di farlo. Peraltro, per arrivare al voto... A Lampedusa c'è posto. Pare di sì. Elio domanda, i banchetti per le firme si possono mettere vicino alle sedi dei sindacati o danno più o meno permesso? Poi, sono un ex lavoratore che dopo 40 anni di lavoro mi trovo senza un emerito cavolo per merito della signora Fornero, ma per gente come me non ci pensano questi politici infami e ladri. E ancora, ripetete che ogni quesito necessita di firma autografa, dice Tino da Cittiglio. Sì, ripetiamolo, sono 5 quesiti, non è che tutti sono obbligati a firmarli 5 se proprio non lo vogliono, però
per ogni quesito referendario che si intende appoggiare bisogna apporre la firma autografa in parte ai dati che vengono in questo invece ricalcati attraverso la carta appunto carbone che c'è tra un foglio e l'altro. Per cui se volete firmare per tutti e 5 i referendum sono 5 firme autografe, altrimenti firmate solamente quelli che desiderate fare. Posso aggiungere solo una cosa? Prego, Susanna. Sugli sbarchi, che volevo, visto l'ascoltatore, volevo aggiungere che oltre i 30 euro ci sono 2,50 € al giorno, più una ricarica telefonica da 15 euro, più ovviamente l'assistenza sanitaria, eccetera. Quindi se uno fa il calcolo di quanto al mese viene riconosciuto a ognuna di queste persone, poi i cittadini possono vedere quanto guadagnano loro, oppure un sussidio di disoccupazione a quanto arriva. Cioè c'è una forma sicuramente di mancata tutela di quelli che sono i cittadini. Quindi è probabile che, tra l'altro io non capisco i cittadini di Lampedusa, perché soprattutto adesso che arriverà la bella stagione, io credo che questa situazione dia anche un duro colpo a tutto quello che è l'economia, il turismo delle zone di Lampedusa, ma di tutto il sud, perché non è che solo a Lampedusa ci sono. Certo. Poi intanto l'ANSA dà notizia di altre 800 persone sono state recuperate dalla Marina Militare e dalla Guardia di Finanza al largo delle coste libiche. Tra l'altro si va riducendo sempre di più la distanza dalla costa libica rispetto all'intervento della Marina Militare, cioè vanno a prenderli sempre più vicini alle coste libiche. Quindi stavo leggendo l'altro giorno, non mi ricordo su quale quotidiano, che i trafficanti insomma hanno un grosso giovamento dall'aiuto della Marina Militare italiana, perché guadagnano di più, risparmiano, consumano meno benzina, il prezzo diciamo che fanno per questi viaggi rimane uguale e hanno molto meno pericoli, perché in pratica devono fare un tratto di mare molto ridotto, arriva la Marina Militare e ci pensano loro a portarli in Italia. Non mi sembra una gran trovata questa operazione Mare Nostrum. Costosissima e non ha nessuna sostenibilità, anzi ha aumentato il traffico di esseri. Certo lo incentiva. Quindi quello assolutamente. Tra l'altro proprio il giorno dopo dell'abrogazione dei reati di immigrazione clandestina, Alfano ha comunicato che sono 600.000 le persone in attesa sulle coste africane di arrivare in Italia. Ha dato una stima un po' italica, tra 300 e 600.000. Non è proprio come dire fra 1 e 2. No, ma oggi addirittura parlavano di 800.000, per cui sono cifre che aumentano quotidianamente. Però se sono come i numeri delle manifestazioni che di solito dà la questura sempre in ribasso, c'è da preoccuparsi. 2 telefonate, 02 66 20 35 29, poi c'era anche il quesito che riguardava la legge Fornero. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Carlo, non sono un vostro elettore, però 2 referendum, Fornero e prostituzione, li firmo. Solo un'informazione, è obbligatorio firmare nel proprio comune o in qualsiasi comune possibile? Grazie. Prego. Allora, si può firmare in ogni comune d'Italia. L'invito è da andare a firmare nel proprio comune di residenza, perché poi insieme ai moduli sottoscritti vanno allegati i certificati elettorali. Quindi se lei lo fa nel suo comune, l'impiegato, l'impiegata fa presto a trovare il certificato, a scrivere il numero e accertare che lei è iscritto nelle liste elettorali di quel paese. Se invece lo fa in un altro comune, dobbiamo pensarci noi a recuperarle, quindi ci vuole più tempo, e non siamo poi neanche sicuri di riuscire a farlo in tempo, perché magari non ci rispondono, ce lo devono mandare in originale. Lei può farlo tranquillamente in ogni comune, però l'invito è per tutti di farlo nel proprio comune di residenza per agevolare poi il nostro lavoro secondario, che è quello di verificare tutte le firme con i certificati e spedire. L'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono Antonella. Per quanto riguarda il referendum, siccome ho delle persone alle quali appunto voglio spiegare e mandarle a firmare, volevo chiedere quanto manca alla giunta del referendum contro questa legge che ha tolto il reato di immigrazione clandestina, perché non vorrei mandarli adesso, spingerli adesso e dopo c'è anche quello da firmare, vorrei abbinarli tutti. Prima domanda. Seconda domanda, ma lo Stato italiano che va a prendere i clandestini là sulle coste, cioè non è che evita alla mafia di lavorare, gli evita che questa gente li paghi, loro pagano le mafie e poi c'è l'Italia che li salva.
ma non può essere denunciato lo Stato italiano per concorso esterno in attività mafiosa? Bene, allora, chi risponde? Allora, sull'abbinamento è un po' difficile perché siccome abbiamo cominciato la raccolta firma attorno al 26-28 di marzo, ci sono 90 giorni di tempo, quindi entro il 26-28 di giugno dobbiamo consegnare tutto di questi 5, non possiamo aspettare il prossimo perché intanto va depositato in Cassazione, quindi passerà qualche mese solo per quello, quindi sarà un quesito a parte o magari verrà abbinato anche a qualche altro quesito che si sta studiando, per cui questi 5 se ne vanno per conto loro in questo senso ed è possibile firmare nei comuni fino ai primi giorni di giugno, oltre direi proprio di no perché altrimenti non riusciamo appunto a verificare le firme e poi spedirli in Cassazione. Nel comune di Caerano di San Marco Treviso mi hanno detto che non hanno i moduli per il referendum, scrive Davide. Allora, si prende nota? Sì, infatti queste sono le comunicazioni che ci arrivano anche per telefono oltre che per posta elettronica, perché tra parentesi oltre che alle telefonate rispondiamo anche alle mail che arrivano sempre al sito vieniafirmare.org. Sì, è capitato perché appunto magari sono stati utilizzati tutti i moduli che avevamo nei gazebo piuttosto che distribuiti in tanti comuni e in alcuni non sono arrivati. Per esempio, a Lampedusa ci sono, magari non so quanti lo firmeranno, però sono sicurissimo che sono arrivati. Fabrizio Spinnato, sì. Il punto sul quesito referendario che riguarda l'abrogazione della legge Fornero. Che succede e cosa vuole ottenere il quesito referendario? Sì, prima di appunto rispondere alla domanda che mi hai fatto, volevo iniziare con un breve resoconto di una diciamo cronaca giornalistica di cui ho avuto modo di prendere atto. Nel 1° aprile scorso praticamente Elsa Fornero ha fatto il pesce. Sì, ha scritto una lettera aperta al quotidiano La Stampa in cui diceva di essersi molto rattristata di avere visto i nostri manifesti campeggianti insomma nelle vie d'accesso delle principali città che definivano la sua legge come una vergogna. Ora, per carità, uno può adontarsi di quello che vuole, però effettivamente... È sensibile, piangeva, dai. Però io ritengo che chi ha fatto, devo dire, anche molto bene tutti questi manifesti referendari è stato ancora eufemistico, perché definire vergognosa questa legge è molto poco rispetto alla realtà che questa legge tra l'altro, per inciso, è uscita notizia proprio in questi giorni di 4 conti che sono stati fatti su un aspetto della legge Fornero, che è stato il congelamento delle pensioni, dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita oltre la soglia di 3 volte il minimo, se non mi ricordo male. I pensionati, diciamo, che hanno dovuto obbligatoriamente rinunciare all'adeguamento della loro pensione, hanno lasciato in 2 anni, dal momento dell'applicazione della legge Fornero a oggi, 8 miliardi. Sì, qualcosa del genere. Ma la tragedia è che poi, adesso poi nella lettera lei continua parlando, dicendo sembra che l'abbia voluta solo io questa riforma. È un prelievo, no? Sì, è un prelievo fiscale tecnicamente. Esatto, un prelievo fiscale. È una tassa, chiamiamola così, bella e buona. È una tassa bella e buona, infatti. E in questa lettera lei sosteneva che è ingiusto dire che sia solo lei ad averla voluta, perché sembrava che l'intera Italia l'avesse voluta. A parte che su questo si può discutere, noi comunque siamo gli unici legittimati a poter dire che questa legge è una vergogna, perché siamo a livello di partito politico, perché siamo praticamente gli unici che l'hanno osteggiata dall'inizio alla fine, fin da quando era presentata sotto forma di semplice disegno di legge, perché già avevamo capito dove si andava a parare, e siamo stati gli unici. Questa cosa non l'ha detta quasi nessuno, non è risaltata tantissimo sulla stampa, che durante la discussione del decreto 1000 proroghe, uno degli ultimi atti del governo Letta, il governo stava smantellando il fondo per gli esodati, pari a 35 milioni di euro, lo stava completamente smantellando per girarlo sulla social card, di cui si avvantaggiano quasi esclusivamente gli extracomunitari.
Per cui, sia pure nella ristrettezza della salvaguardia di queste posizioni di esodati, che prima erano 62.000, poi sono diventati 162.000, anche per merito della Lega che ha continuato a porre il problema, ma di fatto c'è chi dice che sono 300.000. Comunque di queste pochissime posizioni salvaguardate dal governo sarebbero state ancora decurtate di 35 milioni che afferivano a quel fondo, e se non fosse stato per la Lega che ha fatto un emendamento pur dall'opposizione ed è riuscito a farselo approvare. Quindi non avremmo avuto tutele per gli esodati. Ma per tornare a questo, al discorso, mi preme dire che tuttora la Fornero, ma per tutti questi mesi, da quando la legge Fornero è stata approvata, prima discussa e poi approvata, si è sempre riferito al fatto che le regole di pensione che previgevano alla Fornero erano insostenibili. Adesso vi leggo 2 righe, proprio 2, di un documento che è il rapporto della Commissione europea sui sistemi pensionistici dell'Unione Europea, che è stato pubblicato neanche un anno prima dell'approvazione della legge Fornero, e questo rapporto diceva: nonostante la pressione particolarmente elevata dell'invecchiamento della popolazione, l'Italia sperimenterà una tendenza di crescita della spesa pensionistica considerevolmente più bassa di quella media degli Stati dell'Unione Europea. Le riforme pensionistiche degli ultimi decenni in Italia hanno stabilizzato la spesa pensionistica e ciò è previsto continuare nel medio-lungo termine nonostante la pressione demografica. Questo vuol dire che hanno fatto passare come insostenibili le regole pensionistiche che c'erano prima, quando era palesemente falso, detto dall'Unione Europea, che loro sostenevano essere l'ente che ci chiedeva di fare le riforme, e hanno fatto la riforma semplicemente per fare cassa sul debito pubblico, rivalendosi sulle persone più indifese, più deboli, che sono le donne, che sono coloro che fanno i lavori usuranti, che sono in generale tutti i pensionati, che sono anche i giovani, perché questa riforma, praticamente bloccando il turnover, impedendo ai lavoratori anziani di andare in pensione, fa sì che non vengano liberate delle posizioni lavorative che possono andare a vantaggio dei giovani. Allora c'aveva tutte le ragioni per piangere la Fornero, sapeva cosa stava facendo e quindi... Allora, Lorella, Torino, io sono radicale, andrò a firmare. Così non faceva la Lega con i nostri referendum, invitando i cittadini ad andare al mare. Io andrò, da voi mi aspetto una sana autocritica. Peraltro io mi ricordo anche nel 93 ci fu una raccolta congiunta di firme tra radicali e Lega Nord. Comunque, a prescindere dal fatto che magari su alcuni quesiti referendari, sul tipo di quesiti, uno poteva avere anche la sua posizione politica momentanea, contingente. Io trovo che il referendum sia in generale uno strumento, uno dei pochi rimasti, anche per quanto limitato alla fase abrogativa, però insomma è uno dei pochi strumenti di democrazia diretta ancora esistenti, esercitabili e praticabili. Tanto riapriamo le linee telefoniche 02 66 20 35 29 oppure via SMS 346 6427 756. Domenica a Erbusco davanti al comune dalle ore 8 alle 12. Scrive Jack, vamos a ganar. Pronto? Sì, pronto, Roberto da Treviso. Buongiorno. Prima che mi dimentico, il numero del telefono, dei messaggi, cerca di darlo un po' più lentamente, perché sono 3 giorni che cerco di scrivere e non ci sono ancora riuscito. Allora, prendi nota, te lo do subito, dai, così risolviamo il problema. Prendi nota. Prendi nota, ce l'hai il lapis sotto? No, ma se vado di là c'ho la radio accesa, e non... Dalla purtroppo con calma, ascoltami, niente, parlavo di immigrazione, io volevo parlare per il discorso di immigrazione, qui noi a Feltre siamo andati 15 giorni fa su dal sindaco a chiedere spiegazioni come mai che persone che noi conosciamo, disagiate, che hanno grossi problemi, come ragazze e madri che non hanno una casa, hanno grossissimi problemi, non gli si dà niente. Sono arrivati, visto che non si può dire che sono marocchini, le persone, praticamente a loro subito albergo, soldi, casa, tutto quanto. Abbiamo chiesto spiegazioni, ci hanno detto che solo per visite e casi invari vengono spesi 300.000 euro. Allora io mi sto chiedendo, dobbiamo veramente cominciare a fare i cattivi e fregarsene del razzismo o no? O devono il nostro Stato, questa specie di Stato che abbiamo, questa specie di governo, deve cominciare a metterci un qualcosa? Perché qui fra poco veramente comincerà la gente a insorgere e comincerà a prendere i bastoni in mano e mandare via quello che non funziona qui in Italia. Ti ringrazio, ciao. Bene, altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
Sono Gianni della provincia di Milano di Gessate, pronto? Prego Gianni, è bello squillante in onda. Non ci sono per andare a votare a Gessate, ci sono ancora dei gazebo? Ci saranno prossimamente ancora dei gazebo nei prossimi fine settimana e ci stiamo preoccupando di far arrivare i moduli anche nei comuni di Gessate. La ringrazio, buongiorno. Prego. 02 66 20 35 29, a beneficio del nostro amico adesso il numero per gli SMS, molto lentamente. 3 4 6 6 4 2 7 7 5 6. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Walter, telefono dalla provincia di Varese, dal comune di Bregano. Sono stato là per firmare e non ci sono i moduli. E mi hanno detto che non sanno niente né quando riceverli né cosa fare. Qua si prende nota. Questo sì. E si può segnalare anche allo 02 66 234 234, dove potete chiamare anche per avere qualsiasi altro tipo di informazione. Allora, è anche vero, come abbiamo potuto anche riscontrare in alcuni comuni, magari si arriva allo sportello dell'anagrafe, si chiede ci sono i modelli a referendum, quello dall'altra parte ti dice no, va bene grazie, si esce. Magari sono nell'ufficio vicino e neanche quello dello sportello dell'anagrafe magari lo sa, per cui chiediamo magari a 2 o 3 persone, ecco, o perlomeno in ufficio segreteria, visto che i moduli andavano vidimati dal segretario, se si ricordano che li ha vidimati può essere che sono in qualche altro ufficio, perché se invece il segretario non li ha proprio vidimati, allora un altro discorso ancora, mi preoccupa quello, un pochino quello è un di altro più. discorso. Quindi, però è già capitato che fossero in locali diversi da dove si chiede, dall'anagrafe o dalla segreteria, e dove magari i paesi un po' più grossi hanno magari 2 o 3 edifici con gli uffici pubblici, sono in un edificio piuttosto che in un altro. Noi abbiamo mandato la locandina da esporre all'ingresso con indicato appunto dove si può andare a firmare, in quale stanza, in quale piano, in quale ufficio. Non tutti i comuni la espongono e quindi magari queste informazioni si perdono, però magari perdiamo un secondo in più a chiedere a 2 persone. Può essere che e come consiglio quindi meglio rivolgersi all'ufficio della segreteria. Sì, segreteria, perché perlomeno hanno visto passare i moduli per la vidimazione, esatto. 2 telefonate, pronto? Pronto, c'è Andrea da Torino. Buongiorno, ciao. Ciao, dunque io ho firmato i banchetti, va tutto bene, però ho mandato un'amica a firmare in anagrafe. In anagrafe non sapevano assolutamente niente, ma infatti prima, quando c'era Matteo Salvini, avevano telefonato a Torino e gli hanno detto dovete andare in Piazza Palazzo di Città, che non è l'anagrafe ma è il comune, dove c'è proprio la sala del consiglio comunale e tutto quanto. Quindi la gente normalmente dovrebbe andare all'anagrafe, ma perché questi tengono i moduli dove c'è il comune, dove non c'è l'anagrafe? Comunque il scopo della telefonata era anche un altro. Abolizione del reato di immigrazione clandestina. Prima, quando c'era Matteo, dicevano che 2/3 delle richieste viene chiaramente rigettata. Se viene rigettata probabilmente anche perché questi, quando dichiarano di essere profughi, dichiarano tante belle cose, raccontano balle. Allora, siccome falsa attestazione di generalità davanti a un pubblico ufficiale è ancora un reato, li si può cacciare fuori a pedate per questo reato, a meno che il codice penale verrà emendato in maniera tale che se le balle le racconta un extracomunitario, uno zingaro, e va tutto bene, se le racconta un italiano finisce dentro. C'è un'altra chiamata. Pronto? Buongiorno, sono io. Buongiorno, prego. Buono, sul telefono da Trento, buongiorno. Ecco, niente, riguardo proprio adesso ha anticipato il signore di poco fa, riguardo a questi clandestini che vengono senza documenti, di balle, e non viene perseguiti mai loro, solo gli italiani vengono perseguiti. Io ieri sono stato a Milano così per fare i documenti e via, e mi pare di essere alla Mecca, poi venendo su fino a Brescia sono montato sul treno e io non prendo quasi mai il treno, per fortuna, perché va bene. In ogni modo c'è tantissimi di questi africani che parlano con i cellulari, gridano,
come se fossero a casa loro, una roba pazzesca. A me che mi piace un po' di silenzio, leggermi il giornale, volevo quasi alzarmi e incazzarmi. Non si può perché sono tanti e ti saltano addosso. Viene il controllore a bucare i biglietti, ognuno fa vedere il biglietto, vedo che c'è delle discussioni tra lì, perché si sono passati i biglietti un con l'altro. Dopo, mezz'ora dopo, capita la polizia ferroviaria con il controllore e che dice: tu dammi il tuo biglietto, e quell'altro dice: non so dove l'ho messo, qua lì. Bon. Dopo c'era un minorenne che non so, secondo loro, siccome è troppo giovane, e poi va bene, e non doveva avere il biglietto, va bene, e dopo dice: tu non lo trovi il biglietto, ma non gliel'hai passato a quello lì col telefono, che questo arriva col telefono che dà perfino una spinta ai poliziotti e se ne fregano, e questo è l'Italia. Prova tu italiano a fare una cosa del genere, buttano via le chiavi, perché con te anche i poliziotti sono cattivi con l'italiano, lì non lo fanno perché sono protetti, non si sa da chi. Bene, salutiamo. Dove si può firmare a Trieste? A Imperia Oneglia questo sabato c'è gazebo per il referendum, punto di domanda. E una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Anzi, due. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Udine. Mi ha fatto piacere sentire le due telefonate precedenti, specie quella prima dell'ultima. Aggiungendo un'altra cosa, che se io vado a fare il concorso pubblico, che io ho dovuto fare il militare, a me lo chiedono se l'ho fatto il militare, mentre a un extracomunitario non gli chiedono neanche questo. Allora già lì una discriminazione, come se io non l'ho fatto perché ero un obiettore di coscienza, a me il posto non me lo dai. Mettiamoci in chiaro anche questo. Poi volevo dire un'altra cosa: qualcuno che ha chiamato che voterà soltanto due, che è la prostituzione, la legge Fornero, ma io dico, ma questi qui ma si rendono conto che più gente entra, meno posti ci saranno e più il welfare sarà a rischio default. E voglio dire un'altra cosa che è importantissima: andate a indagare sulle patenti, praticamente le patenti superiori, le patenti quelli che hanno dato dei camion, dei pullman agli extracomunitari, andate a vedere come sono stati, com'è che non parlano neanche una parola di italiano e hanno passato questi esami. A me mi è stato detto che quando fanno le domande nella loro lingua c'è implicita la risposta. Andate a indagare su questo. Altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, sì, buongiorno, chiamo da Lodi, mi chiamo Ambrogio. Quando avete fatto il primo gazebo, io mi sono recato a firmare, però anche io il gazebo non erano tanto informati sui referendum, perché gli ho detto, ma solo una firma? Sì, solo una, perché ne vuol fare un'altra? E ho detto, vabbè, sono venuto per firmarne 5, allora ne faccio 2 a posto, invece adesso ho sentito che ce ne vuole fare 5, devo ritornare a firmare. Facciamo la media. Mi sembra un episodio un po' strano. Sì, ma magari i primi giorni con i primi gazebo forse le informazioni non sono passate in maniera capillare, però ripetiamolo ancora, se uno vuol firmare per 5 referendum deve mettere 5 firme autografe di suo pugno vicino ai dati che ha lasciato insieme alla carta d'identità. Per tornare un passo indietro, a Torino sono sicuro che sono arrivati in comune anche, oltre che attraverso i gazebo, perché ho parlato io direttamente con il funzionario e poi li distribuiva nelle circoscrizioni, quindi è facile che non si trovino all'anagrafe ma in altri uffici. Gli abbiamo mandato anche le locandine perché avrebbero esposto dove si poteva andare a firmare. E per il referendum, quello sul porca la miseria, dov'è? Ah, ecco, sì, i concorsi pubblici per gli immigrati, no? Giusto da Cagliari abbiamo ricevuto dalla signora del comune una precisazione dove diceva, guarda, firmano soprattutto Fornero e Merlin, ma anche gli altri. Solo che ho dovuto spiegare bene che per i concorsi pubblici degli immigrati si intendeva appunto abolire la legge che lo consente, perché quando leggevano immigrati tu dicevi no, basta, ce ne sono già qua troppi, non firmo. Per cui non avevano colto che andava nel senso opposto, però abbiamo anche chi glielo spiega direttamente, quindi li invita a firmare. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire ancora, poi facciamo una piccola pausa musicale per qualche minuto. 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo un'informazione, ho fatto le firme del referendum fuori dalla mia provincia, è valido oppure no? Sì, è valido, ci dovremmo preoccupare di recuperare.
È valido, è valido. Ci dovremmo preoccupare di recuperare il suo certificato elettorale, però è valido. Per quello che si diceva prima, invitiamo tutti a firmare o nel gazebo del proprio comune o perlomeno nel comune di residenza. Bene, l'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buona Padania. Ascolta, devo fare un comunicato di servizio. Allora, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno, Vedano Lona, Piazzetta della Pace, facciamo il gazebo sia per la raccolta delle firme e la presentazione della lista, diciamo, con tutti gli assessori e sindaco di andare. Vedano Lona, Varese. Poi lunedì mattina, Piazza Mercato di Vedano Lona, ci sarà l'altro gazebo per la raccolta firme. Oh, bravi a quelli di Vedano Lona, in bocca al lupo per il candidato sindaco. Beh, poi c'è tra l'altro sul sito, ci sono tutti sul i sito dati del gazebo. vieniafirmare.org, esatto, si possono trovare l'indicazione di dove sono già stati organizzati, la data e il posto l'ora. Quindi abbiamo la mappa, diciamo, e l'aggiornamento dei comuni, Man dei mano luoghi che dove ci sono i gazebo. Le sezioni ce lo comunicano, noi lo inseriamo nel sito e quindi è a disposizione di tutti. Ecco, facciamo una piccola pausa e poi ci sentiamo tra pochissimo. E torniamo in diretta dopo esserci ascoltati un pezzettino del concerto in Do maggiore di Vivaldi, La Stravaganza. Questa stravagante trasmissione, mica tanto perché stiamo cercando di dare risposta per nulla a stravaganze, a quesiti e a domande relativamente ai 5 quesiti referendari per cui si raccolgono le firme promossi dalla Lega Nord. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 02 66 20 35 29, il numero per gli SMS 346 6427 756 e il numero per chiamare invece, questo vale anche al di fuori della trasmissione in questi giorni, per avere notizie, per avere approfondimenti sui referendum, il numero è 02 66 234 234, sito internet vieniafirmare.org. C'era una questione, Pierguido. Sì, c'era una questione, stavamo discutendo prima dell'abolizione delle province, diciamo, no? La legge è stata pubblicata, quindi è in vigore, e ci sta creando un piccolo disguido, cioè la possibilità, se ancora è possibile, e secondo noi questo invece non potrebbe essere possibile, la possibilità appunto dei consiglieri provinciali di autenticare le firme nei referendum, perché
La legge dice testualmente che il presidente cioè la provincia viene commissariata, il commissario è il vecchio presidente e assume le funzioni anche dei consiglieri provinciali. Detta così vorrebbe dire che i consiglieri provinciali non contano più niente. Quindi, per esempio, anche un consigliere di Brindisi che ieri si dava disponibile per raccogliere firme per conto suo e autenticarle, però poi ragionando dice aspetta un attimo perché non vorrei... E su questa questione però chi decide? Allora, l'interpretazione autentica, perché se uno la legge alle spalle c'è un'elezione regolare, perché queste persone sono state elette come consiglieri provinciali. Molti consigli provinciali che si sono riuniti in questi giorni, come indicazione interna, i loro segretari generali o d'altro hanno dato l'indicazione che decadono in realtà, secondo questa interpretazione, alla fine del mandato, quindi grosso modo a giugno. Però nero su bianco scritto nella legge c'è scritta un'altra roba. Il governo in aula, attraverso anche l'approvazione di un ordine del giorno, aveva dato credito invece all'interpretazione opposta, però sai, tra il dirlo adesso e poi scoprire che magari abbiamo lì 100.000 firme, dico io, vidimate dei consiglieri provinciali, magari a qualcuno può venire la tentazione di annullarle. Secondo me è sintomatico del modo in cui sono fatte le cose in questo periodo, perché tanto per far sparire le province bisogna cambiare, è molto stravagante, perché per far sparire le province bisogna cambiare la Costituzione, e questo naturalmente non è stato ancora fatto, non è stato possibile farlo perché ha i suoi tempi. Però per abolire, far decadere dalla carica di consigliere provinciale uno che sulla base della Costituzione, quindi è stato eletto in un organo previsto dalla Costituzione, che tra l'altro è ancora in vigore, perché la Costituzione attuale parla ancora di province. No? Sì, certo. Quindi questo consigliere provinciale, chiunque sia, in qualunque provincia, è stato eletto sulla base di una legge in vigore sicuramente e conforme alla Costituzione che continua a parlare di province. Come si fa a stabilire che costui decade dall'oggi al domani? Come succede in Italia, bisogna aspettare qualche anno che qualche corte prima o poi si esprime in merito, o Consiglio di Stato e cose del genere, su un tema specifico che qualcuno impugna. Per esempio, potrebbe essere le firme di questi referendum. Se qualche matto tra qualche mese può venirgli in mente di dire ma i consiglieri che hanno sottoscritto le firme referendarie dopo l'approvazione della legge potevano farlo, si rivolge a un TAR, si rivolge a qualcuno, tra qualche anno magari lo sapremo. Intanto due telefonate, 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Francesco da Mapello. Mi scusi, non sono riuscito a chiamare prima quando era in linea Salvini, però una proposta provocatoria, e neanche tanto, per quanto riguarda immigrazione o meno. Mio padre ha 82 anni, si è trasferito, è immigrato dalla Puglia a Milano nel 1956. La disposizione ai tempi era, e me lo racconta sulla sua pelle, l'ha provato: vieni qui a lavorare, mi devi dimostrare che hai un lavoro stabile e una residenza, abitativa. Se perdi il lavoro hai tempo 6 mesi, perché 6 mesi e un giorno te ne ritorni al tuo paese. Questo negli anni 50 a Milano c'era. Una proposta provocatoria per la regione, per il Parlamento. Ma qui stiamo parlando poi di immigrazione all'interno di uno stesso Stato. Allora, dalla Puglia hanno venduto campi, quello che faceva il contadino mio padre è andato a lavorare in fabbrica in tutti i modi a Milano e non aveva ancora la residenza, perché poi si è sposato nel 60 e così via. Nel 56-57, quindi prima del 60, di sicuro non so bene fino a quando, era in vigore questa disposizione, non so se solo per la Lombardia, per Milano, non ho idea, lui si è trasferito a Milano. E quindi o avevi un lavoro sicuro, cioè dimostrabile, con tanto di domicilio sicuro, dimostrabile, potevi trasferirti, trovare lavoro e così via. Perdevi il lavoro dopo 6 mesi e un giorno, quindi ogni 6 mesi e un giorno si veniva verificati e ti rimandavano indietro, non ti davano più diritto a restare.
Io questa qua non la sapevo onestamente. Sì, no, ma lo sta facendo la Germania adesso, cioè non solo la Germania ma anche l'Inghilterra sui lavoratori comunitari. Cioè se tu sei un comunitario e non hai lavoro, dopo 8 mesi, mi sembra 3 ancora meno, devi ritornare al tuo paese. Quindi lo stanno facendo questo perché? Anche proprio perché il loro sistema del welfare sanitario non sta più reggendo a questi ritmi, per cui addirittura con i cittadini comunitari. Mentre invece noi abbiamo fatto la legge che permette a tutti gli extracomunitari di partecipare ai nostri concorsi pubblici. Cioè noi stiamo proprio andando in una direzione completamente diversa dal resto d'Europa, devo dire, anche su questo. 2 telefonate ancora, 02 66 20 35 29, pronto? Ciao, sono io, buona Padania, Medeo da Busto, Assizio. Sono appena andato a firmare all'ufficio anagrafe elettorale di Busto, ma non c'è nessun avviso che faccia pubblicità a questi referendum, è regolare così la cosa? Ecco, sotto questo aspetto sì, nel senso i comuni non sono obbligati a fare la pubblicità alle raccolte firme che fanno all'interno dei propri uffici. Esatto, noi abbiamo mandato le locandine da esporre per tutti, poi c'è chi lo fa, chi non lo fa. Nei siti internet alcuni l'hanno fatto, sempre per dire, per esempio Roma ha inserito nel proprio sito dove andare a votare nei municipi. Non tutti lo fanno, la cosa bella è che i nostri militanti nei nostri paesi dovrebbero magari anche mettere il gazebo davanti al comune e invitare la gente ad entrare, quindi se anche non abbiamo il consigliere comunale che può autenticare le firme, col gazebo ci mettiamo fuori o nei pressi del comune e poi quando la gente si ferma li invitiamo a entrare nel tal ufficio a firmare. Grazie. Bene, altra chiamata 02 66 20 35 29, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io? Prego. Salve, sono Cristian, chiamo da Brescia. Io non vorrei andare in controtendenza, forse sono troppo indipendentista, però vorrei sapere come mai non si fa come in Veneto, raccogliere le firme per poter fare un referendum per l'indipendenza della Lombardia. Secondo me è la roba principale. Dopo delle altre italianate così che si parla sempre, non è che oramai ci interessa molto qua sopra. Salve Lombardia Nazione. Tanto il tema, diciamo, il Consiglio regionale lo sta affrontando da un altro punto di vista, c'è la proposta di statuto speciale e di referendum anche, quindi va bene, ne parleremo a parte. Comunque noi parliamo dei 5 quesiti referendari, perché altrimenti allargare il raggio, diciamo, oggi la giornata è dedicata ai 5 quesiti referendari che abbiamo citato prima, per i quali è ancora in corso, naturalmente, la raccolta delle firme. Numero che vale per tutti questi giorni, 0266 234 234, sito internet vieniafirmare.org, per intervenire adesso invece in radio 0266 20 35 29. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, prego. Sì, buongiorno, sono Magda e chiamo da Varese. Era solo perché volevo confermare quanto ha detto il precedente ascoltatore sulla Lombardia per venire a trasferirsi. Mia suocera dal Veneto è andata in Piemonte. Anche loro per poter fare questo trasferimento dovevano avere casa e lavoro, e questo negli anni 50. Quindi non era solo la Lombardia, ma era anche il Piemonte che applicava questo tipo di trattamento, diciamo così. Bene, grazie anche a lei allora signora. C'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Ascolta, il problema della firma dei consiglieri provinciali ce lo siamo posti anche noi in sede, però ma siamo sicuri che per quanto riguarda l'eliminazione delle province, cioè i rappresentanti delle province non possono fare ricorso, non so, alla Corte Costituzionale o per bocciare questa legge, perché è possibile fare anche questo, no? È già successo un sacco di volte, per cui viviamo un po' così nel marasma, nell'aleatorietà. E il discorso, sai quale può essere? Che una volta raccolte le 500.000 firme, effettivamente i giudici che non vogliono accettare queste firme potrebbero porre la questione e annullare i voti dei consiglieri provinciali. Però c'è un'altra cosa, scusa Giulio, che mi lascia un po'. Il fatto è che la nostra gente, i padani, sono diventati dei poltroni, no? Allora, se passano davanti al gazebo te lo trovano già lì, firmano.
ma per mandarli in comune a votare è una difficoltà enorme, ma veramente, io non so se non lo fanno per vergogna o se non lo fanno per poltronerismo. Insomma, ad ogni modo questi non capiscono che è una cosa che interessa anche a loro. Padania Libera. Sì, è difficile riuscire a convincere, però sta qui la nostra capacità di militanti di invitare la gente tranne il comune. Al momento non abbiamo il nostro consigliere comunale che sottoscrive che autentica le firme. Sempre sui consiglieri provinciali, ripeto, la questione è particolare perché appunto la norma, secondo noi, ha cancellato la funzione del consigliere provinciale. Interpretazioni dicono o farebbero pensare che invece mantengono la validità fino alla fine mandato, però come abbiamo detto prima sarebbe meglio che non sottoscrivessero le autentiche dei requisiti dei referendum, perché ci potrebbe essere qualcuno che poi domani li impugna. Abbiamo chiesto a ogni consigliere, ai nostri consiglieri provinciali, di rivolgersi al proprio segretario generale della provincia, per esempio, per avere un chiarimento in merito. Ancora al momento per iscritto non c'è stata nessuna risposta, quindi anche i segretari generali delle province non sanno che pesci pigliare e non sono in grado di dare risposte certe ai consiglieri. In quanto alla questione costituzionale, certo, per esempio il TAR di Genova aveva già annullato i commissariamenti delle province, e quindi il governo, prima Monti poi Letta, ha dovuto già fare un passo indietro perché non si possono cancellare le province essendo un organo previsto in Costituzione. Certo. So, a quel punto facciamo una proposta, cancelliamo lo Stato, risparmiamo qualche decina di miliardi, centinaia di miliardi, il principio è, e abbiamo risolto il problema del debito pubblico. Il principio non vedo perché non debba valere anche per i deputati e i senatori. Cioè noi andiamo al voto, cosa che ormai è desueta in Italia da un po' di tempo, però fossimo andati al voto, avessimo eletto deputati e senatori, arriva uno che dice a me il Senato non mi piace più, questi qua da domani sono a casa. Ma io ne ho sentito uno che ha detto, uno sì, di recente, no? Recentemente più o meno ha detto così. Però il cittadino vota, gli elettori votano, eleggono dei parlamentari, arriva uno e dice non mi piacciono. Anzi, sembra che E cosa succede allora? Dal momento in cui questo decide che non gli piacciono e fa un provvedimento che bypassa la Costituzione senza essere legge costituzionale o di modifica della Costituzione, questi se ne devono andare a casa e fine. No? E poi è successo così con i consiglieri provinciali. Sì. Sì. Ma che logica c'è? Allora chi mi dice che domani non possa valere per un deputato o un senatore? Ma infatti sembra che tra un po' se va avanti così l'unico requisito per poter il modo per accedere a cariche che una volta erano elettive, devi essere amico di no, chi comanda. devi avere la tessera del PD. Se non c'è la tessera del PD non puoi accedere alle cariche pubbliche. 2 telefonate. Pronto, Padania Libera. Altrettanto. Un caro saluto, intanto approfitto al nostro grande Cainarca. Dunque, io sono Luciano di San Giuliano, volevo dire questo, mi sono informato, io ho già firmato ai gazebo, mi sono informato presso il mio comune, ma hanno detto così che è possibile firmare negli orari d'ufficio, quindi cari concittadini, svegliatevi. Certo, quello di sicuro. Quando il comune è chiuso è un po' difficile riuscire a farlo. Penetrare nottetempo e firmare all'insaputa dei funzionari comunali. Beh, a parte, c'è gente che ha comprato case all'insaputa. Quindi. Vabbè, questo è vero, sì. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io? Sì, è lei. Cainarca, buongiorno. No, credo che sia lei. Io sono Carlo di Legnano. Sono andato a votare al gazebo qua a Legnano 15 giorni fa, la domenica pomeriggio. Però mi ho fatto fare 2 firme sole e quindi ricollegandomi a quell'altro che ti aveva telefonato, lì o hanno fatto un macello al gazebo o non erano informati su quello che facevano. Allora, lei stupisca tutti. Il prossimo gazebo torna e dice fatemi finire di firmare quelle altre 3. Che così le ha fatto tutte 5. Però non ho capito però da dove può nascere una cosa così. Che c'era lì la coda della gente che firmava 2 moduli soli invece di 5. Ma ci può essere... Pensavo che valessero le carte carbone, eccetera. Ecco, invece dalla telefonata è il risultato che non è vero. Purtroppo questo che sta dicendo è vero. Qualcuno pensava che siccome i moduli sono ricalcanti, firmando sulla prima pagina restasse anche la firma sulle altre. Così non è, ma anche se fosse stato così non poteva essere, perché le firme devono essere in originale. Qui c'è stato questo disguido, essendo due fascicoli, uno con 2 quesiti, quello della Fornero e quello della legge Merlin, e l'altro fascicolo con i 3 quesiti prostituzione, immigrazione e prefetture. Alcuni si sono confusi o anche nella confusione, nel casino, nella tanta gente ha messo solo le firme sulle prime 2 pagine e non sulle altre.
Quindi se comunque l'avete fatto i gazebo, dove c'erano presenti i consiglieri comunali ed altri, potete tornare al prossimo gazebo e quindi verificare dove avete messo le 2 e metterlo anche sulle altre. Le ultime telefonate, le ultime 3. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Daniela da Vigevano e faccio il consigliere comunale. E quindi vi ho telefonato per farvi sapere l'iniziativa che abbiamo adottato noi qui a Vigevano come consiglieri comunali autenticatori. Abbiamo fatto il consigliere a domicilio perché ci sono tanti anziani che non riescono a venire ai gazebi, quindi telefonando alla nostra sezione noi possiamo andare a casa a raccogliere le firme, chiaramente chi è il consigliere che autentica le firme, quindi ha il suo modulo e lui raccoglie le firme delle persone che non possono venire al gazebo. Abbiamo deciso di fare questo perché appunto ci siamo resi conto che ci sono tante persone che magari vorrebbero firmare ma non ce la fanno a venire ai gazebi, non ce la fanno a venire ai presidi, e allora diciamo che è un servizio che noi vogliamo dare e quindi volevo mettervi al corrente di questo. Bene, l'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, pronto? Matteo? No, sono Giulio, buongiorno, comunque, prego. Sono in diretta? Sì, è in onda in questo momento, prego. Senti, sono Piero e chiamo da Cagliari. Stamattina sono andato in via Sonnino a firmare per la riforma elettorale, soprattutto quella che ci interessa un po' di più. Ma però tutti noi ci chiedevamo, ma questa riforma elettorale praticamente che beneficio ci dà praticamente? Scusi, i casi sono due, o non abbiamo capito noi o ha sbagliato radio lei. Non abbiamo quesiti sulla riforma elettorale in questo momento da far sottoscrivere. Anche perché la riforma elettorale è in itinere, è in viaggio, non è ancora stata approvata. Nuova legge elettorale. È andato a votare per la Fornero? Esatto. Per abrogare la riforma Fornero, quindi. Quella Fornero. Sì, ha trovato i moduli a proposito? L'hanno fatto firmare? Sì, è tutto a posto. Ed eravamo, ho visto che c'era parecchia gente. Bene. Però tutti non sapevamo, abrogando la legge Fornero, cosa ci viene a noi che abbiamo una certa età. Glielo diciamo subito, intanto prendiamo però anche l'ultima telefonata, poi risponde Fabrizio Spinnato. Pronto? Buongiorno, mi scusi, sono Mario da Milano, volevo fare i complimenti a lei e a tutto lo staff di Radio Padania. Grazie. Una precisazione da fare secondo me sul referendum della legge Merlin, no? In futuro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero fare delle zone addette, perché altrimenti succede che tutte queste situazioni, diciamo, poco belle, si riversano, termine tecnico, o sulle case civili o sulle case popolari, già praticamente dove situazioni di poca civiltà esistono, ecco, per essere molto corretti. E secondo, io penso che la Chiesa dovrebbe prendere anche una posizione su questa emigrazione a flotte, anche perché la reciprocità del rispetto delle consuetudini e delle leggi non esiste. Vorrei sapere voi cosa ne pensate. Quartieri dedicati, Fabrizio. Sì, è proprio quello che intendiamo fare abrogando la legge Merlin, perché abrogando la legge Merlin praticamente decade il divieto di regolamentare, ma poi, come ho detto a inizio trasmissione, la Lega Nord si è occupata di questa questione veramente da decenni, e da decenni ha presentato proposte di legge, fra cui ce n'è una che è stata presentata la prima volta nel 2002, che prevede proprio l'istituzione di questi, diciamo, quartieri a luci rosse, e che vengono consentiti solo su autorizzazione del questore, per cui il questore sarà incaricato di valutare se queste abitazioni dove viene attuato l'esercizio della prostituzione danno disturbo ad altri cittadini, piuttosto che provocano degrado, così e così via. Questione Fornero. Questione Fornero. Il discorso sarebbe lunghissimo. Per dirla in
in sintesi, abrogando la legge Fornero ritorna in vigore il sistema che era previgente alla legge Fornero e che era molto più vantaggioso per gli anziani, sia a livello di età pensionabile, per cui gli anziani potevano andare in pensione prima, sia a livello anche di importo dell'assegno pensionistico, perché praticamente la legge Fornero ha esteso il sistema contributivo a tutti, quando prima invece era in vigore ancora per alcuni lavoratori il sistema retributivo. Cioè, cosa vuol dire? Che col sistema retributivo il calcolo della pensione veniva fatto solo sugli ultimi anni dei contributi versati, che chiaramente, essendo la fine dell'attività lavorativa, erano più elevati e per cui più vantaggiosi per il lavoratore. Mentre invece con la legge Fornero l'assegno pensionistico viene calcolato sui contributi versati su tutta l'attività lavorativa del lavoratore, e per cui anche sui contributi dei primi anni, che sono bassissimi, come per tutti i lavoratori, e per cui contribuiscono ad abbassare molto di più l'importo del... Domanda flash: si risolverebbe di colpo il problema esodati? Cioè si torna alla legge che c'era prima e quindi... Si risolverebbe il problema di esodati. Di colpo, a prescindere dal loro numero, da questo, che è stato oggetto di un balletto anche abbastanza imbarazzante fra INPS e Ministero. Esatto, si risolverebbe. Allora, chiudiamo qui. Io ringrazio Fabrizio Spinnato, Susanna Anvar, Pier Guido Vanalli, Roberto Marraccini, che continueranno a lavorare e a rispondere al numero 0266 234 234, oggi pomeriggio, nei prossimi giorni e settimane. Ripeto il numero per chi avesse qualsiasi quesito sui referendum: 0266 234 234, sito internet vieniafirmare.org. Grazie e buon lavoro a tutti. Ciao. Vuoi trovare tubi